La prontezza che hanno avuto tutti e tre i collaboratori è stata determinante. Io quando sono arrivato insieme all'ambulanza e ho riconosciuto la posizione in campo. Ho capito che era lei e mai mi sarei aspettato di trovare lei. Ecco, la mamma mi ha chiamato disperata, vieni subito in palestra. Appena sono entrato in palestra di corsa ho riconosciuto la posizione della bambina, ho riconosciuto le scarpe, poi ho fatto qualche metro in più, ho visto lei a terra e è un'immagine che non te la toglie nessuno. Sono momenti che non si cancellano, ma l'epilogo poteva essere peggiore per la tredicenne di Chioggia che lunedì sera è stata colpita da un arresto cardiaco al termine dell'allenamento di pallavolo nella palestra della scuola media Olivia a Chioggia. A parlare il compagno della mamma che in questi giorni non ha mai lasciato la figlia ricoverata in ospedale a Padova in terapia intensiva ma ora in via di miglioramento. Entrambi grati al suo allenatore Matteo che insieme ai due assistenti Bruno e Paolo sono riusciti a tenere in vita la ragazzina fino all'arrivo dei soccorsi. Sta meglio, ringraziando Dio, e stanno appunto facendo tutti gli accertamenti, tutti gli esami, però è fuori pericolo di vita. Secondo me l'intervento rapido ha salvato la vita di Martina perché proprio loro hanno avuto prontezza nel attivare, ecco, tutto il sistema. A primo acchito non mi sembrava, cioè, pensavo un malore qualsiasi, un malessere. Poi quando gli ho tirato sulle gambe e ho provato a bagnare un po' la testa con un po' d'acqua, ho visto che la faccia era strana, gli occhi erano girati e lì con Bruno e Paolo, gli altri due miei assistenti, abbiamo deciso di praticare il massaggio cardiaco. Matteo non si è mai fermato fino all'arrivo del defibrillatore. Io la guardavo sempre in faccia perché ogni volta che gli mancava il respiro io gli davo di massaggio. E dopo tutti e tre assieme, al momento del defibrillatore ha dato il via, io ho tolto le mani e ha dato la scossa. E poi ho ripreso ancora perché sì, è salito il battito cardiaco, però dopo un minuto diventava ancora un po' cianotica. Fin quando che non sono arrivati gli operatori dell'ospedale, dell'ASL, ho fatto il massaggio. A distanza di giorni Bivi è ancora scosso. Il mio pensiero era non morirmi sotto le mani. Adesso non so, in quel momento mi è passato per la testa, ma non so neanche perché ho ricordato Alfredino, non so se vi ricordate, che erano lì per salvarlo e non riuscivano a salvarlo. Non so come mai mi è passato in testa questa roba qua. Sei lì per salvarla e speri di salvarla e magari basta un attimo che non riesci che non riesci a fare la cosa. Il sindaco ha annunciato che attiverà la procedura per un encomio ufficiale alla cui consegna è invitata anche la giovane ragazza. La aspettiamo tutti a braccia aperte la sera che consegneremo i 3 encomi, ho attivato già le procedure per il loro riconoscimento a questi 3 allenatori che appunto grazie alla loro professionalità, sangue freddo, sono riusciti a salvare questa giovane vita, questa nostra ragazza, questa nostra atleta.